La Nuorese verrà iscritta al campionato di Serie D dal presidente Michele Artedino, che ha sì consegnato le chiavi dello stadio Froghieri al sindaco Andrea Soddu, ma che ha garantito al primo cittadino la formalizzazione delle procedure di iscrizione della squadra che scadono il 12 luglio. Poi si potrà valutare il da farsi con più calma di quanto non consentano le stringenti scadenze. Si potrà per esempio verificare se ci sia una cordata di imprenditori in grado di subentrare all'attuale gestione oppure di un gruppo che supporti il presidente Artedino e lo aiuti nella prossima stagione agonistica. E quanto è emerso stasera nel corso dell'incontro promosso dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che aveva convocato una riunione con gli imprenditori del territorio per verificarne la disponibilità a dare una mano a supportare il progetto della società verde azzurra oppure a subentrare nella gestione. All'incontro, oltre al sindaco Soddu, è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Beccu. L'unico imprenditore presente è stato Chiara Mura di Sardex, che ha messo a disposizione la rete della moneta virtuale per le aziende interessate ad un ingresso nella Nuorese. Il sindaco Soddu ha sottolineato di aver sentito per telefono diversi imprenditori che gli hanno assicurato la volontà di dare una mano per salvare la Nuorese, contatti che riprenderanno nei prossimi giorni. Intanto il primo cittadino ha sottolineato di aver chiesto e ottenuto al presidente Michele Artedino la formalizzazione dell'iscrizione della squadra al campionato, che comunque sarà garantita. Se poi si arriverà dopo il 12 luglio al passaggio di consegne, chi subentrerà rifonderà delle spese l'attuale gestione.